Buongiorno Totò Montebello, oggi è il 16 ottobre del 2023, siamo in piazza a Delia e qui vedo un foglio che stai firmando. Di che cosa si tratta? Si tratta dei Li petali di rosa, una canzone che abbiamo scritto io e Rosa Balistreri ha scritto le parole e io l'ho musicata. L'ho tenuta nel cassetto dal 90, 33 anni nel cassetto, poi ho avuto la fortuna di incontrare Cesare Loleggio, cantautore impegnatissimo, e Cesare soprattutto perché ama Rosa Balistreri. Questa canzone non si può fare se non si ama Rosa Balistreri. Ho trovato la persona giusta, secondo me. Cosa vuoi dire ad Angela, la figlia di Rosa, che fra pochi giorni guarderà questo video? Vuoi salutare? Certo, la voglio salutare. Ci siamo visti una volta, sempre 33 anni fa. Naturalmente non si ricorderà di me. Gli voglio dire che è stata fortunata per essere la figlia di una grande interprete della canzone popolare siciliana, e questo è un grande privilegio. Un ricordo che hai di Rosa? Ricordi, ce n'ho tanti di Rosa, perché siamo stati insieme, ci siamo conosciuti a Catania insieme a Franco Battiato. No, l'ho ospitata 2 volte a casa mia in 2 anni diversi, nell'89 e poi nel 90, pensando di rivederci ancora. Invece la vita è questa, che si è andata. Poi la seconda volta che l'ho invitata, lei una mattina si sveglia e mi si presenta con un foglio di calendario, ha strappato un foglio di calendario, durante la notte ha scritto 2 parole, così. Mi sono colpite tantissimo questa parola, perché ha fatto una sintesi della sua vita, della sua travagliata vita, e gli ho proposto, dico: che fai? Gli faccio la musica su questo, e lei dice: sì, vediamo, falla e poi si vede. Niente, ho fatto il motivo principale, la frase, poi il ritornello, e lei l'ha apprezzata e con il suo consenso siamo andati avanti. L'abbiamo registrata così, prima non c'erano questi telefonini con un nastro, quello è antico, così maldestramente. Però è rimasta questa traccia. Ed ora la nuova canzone, interpretata da Cesare Loleggio ed arrangiata da Pierangelo Carvello, ti colpisce? Poi io mi sono affidato a 2 grandi. Cesare Loleggio è un grande cantautore con una voce straordinaria che amo tantissimo, e poi mio figlioccio Pierangelo Carvello, che di una professionalità unica, e per me è nato un prodotto di alta qualità. Speriamo che nel nome di Rosa questa canzone possa essere diffusa il più possibile e possa diventare un simbolo della Sicilia per i prossimi E questo anni. Questo me lo auguro, perché è un pezzo scritto di Rosa, personalmente di Rosa Balistreri, non è un pezzo di altri cantatori, Certo. di Rosa. Peccato che Rosa non l'ha potuta cantare, però è rimasta una traccia della sua Bene, voce. e allora adesso firmiamo questo borderò. Ecco. Grazie.